Meloni, in questa zona è molto sentito il problema delle banche, in particolare Banca Popolare di Vicenza. I soci hanno ottenuto questo fondo di ristoro per chi ha investito. Per chi è stato truffato. Esatto. Qual è la posizione di Fratelli d'Italia su questo argomento, visto che i decreti attuativi sono fermi al Consiglio di Stato? La nostra posizione è che bisogna andare avanti, la nostra posizione è che queste persone meritano una risposta, sia per la pessima gestione che c'è stata in questi anni, in attesa anche che, voglio dire, che ci siano, che vadano a sentenza passata in giudicata ai vari processi che sono aperti per giustizia, e che lo Stato possa dare una risposta, e si possa dare una risposta mandando avanti i decreti attuativi e cercando il più possibile di utilizzare le risorse, perché le risorse ce ne sono, in tempi più che rapidi. Vedremo il prossimo governo come si muoverà, noi ci siamo, Fratelli d'Italia abbiamo votato a favore del fondo, si sa, insomma ci siamo sempre schierati a tutela dei risparmiatori truffati e continueremo a farlo anche vigilando sul lavoro del prossimo governo per accelerare i tempi. Scusi sull'urgenza, il governo è appena nato, questi decreti devono essere già pronti il 31 e il 30 marzo, sono lì fermi. Grazie, perché Prego. Tanto, no, nel senso, non grazie a lei che sì, no, sto scherzando. Era prevedibile, diciamo, che non ci fosse esattamente questa urgenza, c'è stata di mezzo anche una campagna elettorale e adesso starà al nuovo governo accelerare i tempi o vigilare perché si accelerino i tempi, e anche al Parlamento, perché noi lo abbiamo fatto prima e lo faremo anche nelle prossime ore. Insomma, serviva, ci sono stati questi 80 giorni di ritardo nella formazione del governo che hanno inciso inevitabilmente, adesso che siamo operativi e che il governo è operativo se ne deve occupare immediatamente. La ringrazio. Grazie a lei, buon lavoro.